della montagna, a perdere la vita il 62enne Diego Zanesco, guida alpina molto esperta, stava arrampicando in solitaria sulle Tofane senza l'ausilio delle protezioni. Nei giorni scorsi aveva accompagnato sul Lagazzuoi il regista Oliver Stone, investito da un'auto che non si ferma a prestare soccorso mentre insella il suo scooter, poi travolto da un altro veicolo. Ennesimo incidente mortale a Musile. Ma al tempo del weekend il Basso Vicentino fa i conti con le conseguenze dei violenti nubifragi a Longare. Si stacca la croce della sommità del campanile e centra la macchina del parroco. Il ministro Casellati in mattinata in visita al carabiniere ferito il 14 luglio a Padova da uno stalker. Lui e il suo collega, detto il rappresentante del governo, sono degli eroi. Sparito un cucciolo di scimmia dal parco faunistico di Cartigliano, si sospetta un furto. L'appello degli operatori: restituitelo, ha ancora bisogno del latte della mamma. Ancora una volta l'UNESCO raccomanda di inserire Venezia nella lista dei patrimoni dell'umanità a rischio. Il pericolo arriva dallo sviluppo urbanistico, clima e turismo di massa. Visita del ministro alla cultura San Giuliano al ghetto di Venezia con la promessa di finanziare i 2,5 milioni di euro mancanti per il restauro del museo ebraico. Buonasera, TG Veneto, ben ritrovati. Partiamo come sempre in questi giorni con il sondaggio di Ring. Il tema della serata è questo, è dedicato alla spesa. Con l'inflazione, i costi alle stelle, arriva il bollino per il tetto del prezzo. È utile? Cosa ne pensate? Diteci la vostra utilizzando i contatti che vedete in sovraimpressione e potete telefonare ai due diversi numeri per dare il vostro parere e rispondere partecipando così al sondaggio. L'esito del sondaggio questa sera dopo i nostri telegiornali durante la puntata di Ring. E siamo all'apertura del nostro telegiornale. Un nuovo decesso in montagna, 2 morti in 2 giorni sulle Dolomiti. Questa volta è toccato all'esperto di montagna e famosa guida alpina Diego Zanesco. Stava arrampicando in solitaria sulle Tofane di Rozes. Vediamo cos'è accaduto. Stava scalando la sud della Tofana di Rozes in free solo Diego Zanesco, 62enne guida alpina di Villa Bassa, quando qualcosa deve essere andato storto. Forse una scivolata, il cedimento di un appiglio. Non sono chiare le cause che nella serata di ieri hanno fatto precipitare l'uomo che scalava senza protezioni lungo la parete della Tofana, causandone la morte. A dare l'allarme attorno alle 20 è stata la moglie, preoccupata per non averlo visto rientrare a casa e che con l'aiuto di un amico ha allertato i soccorsi. Sul posto si sono recati gli uomini del soccorso alpino che dopo alcune complesse ricognizioni sono riusciti ad individuare la salma, che è stata infine recuperata stamani per essere riportata a valle. So che è caduto giù ma non so nient'altro. Era una guida molto esperta, era un alpinista molto forte, conosco da tanti anni, è sempre stata una gran persona più che altro, ecco. E conosciuto e stimato lo era davvero Zanesco. Originario di Bressanone, era una guida alpina molto affermata anche oltre i confini dell'Alto Adige, grazie all'azienda Enrosadira, di cui è stato fondatore e con cui si occupava di accompagnare turisti appassionati alla scoperta delle meraviglie degli scenari dolomitici. Una fama testimoniata anche dal fatto che solo pochi giorni fa aveva portato il famoso regista americano Oliver Stone assieme alla moglie sul Lagazzuoi per illustrargli i luoghi dove si è combattuta la prima guerra mondiale. Una vita dedicata all'alpinismo, quella di Diego Zanesco, che ha sempre vissuto la montagna come una passione prima che una professione. Noi facciamo le guide di mestiere, ma fondamentalmente facciamo quello che è la nostra passione, quindi questo è, noi andiamo in montagna perché ci piace andare in montagna, in un modo o nell'altro. Ancora una tragedia, questa volta della strada. Claudio Cibin, 46enne di Musile di Piave, è stato tamponato da un'auto e investito da una seconda automobile. È stato preso il pirata della strada. Travolto 2 volte da 2 automobilisti, il primo dei quali non si è fermato a prestargli soccorso mentre in sella il suo scooter percorreva via Argine San Marco, la strada che da Musile si congiunge con Fossalta. È morto in seguito alle gravi ferite riportate il 46enne Claudio Cibin, originario di Musile e residente da anni con la famiglia nella frazione di Millepertiche. Il 46enne, alla guida del suo motorino alle 2 di notte, è stato dapprima tamponato da un Audi A4 e poi travolto da una Mitsubishi che sopraggiungeva dalla parte opposta della careggiata in direzione 90 e il cui conducente non si è accorto in tempo del corpo a terra, fermandosi tuttavia a prestare soccorso. I tentativi però sono risultati vani. La ricostruzione che a me è stata riferita è questa: in una prima autovettura ha
tamponato il povero Claudio e l'autovettura che sopraggiungeva successivamente lo ha investito, causandone presumibilmente la morte. In un primo momento il primo investitore si era allontanato dal luogo dell'incidente. Solo nella notte il primo automobilista che ha tamponato il 46enne è stato rintracciato dagli uomini dell'Arma. Claudio viveva con la madre di 95 anni e lascia una sorella e un fratello. Le condoglianze, sicuramente l'amministrazione è vicina alla famiglia, mi dispiace veramente anche per le modalità con cui è successo questo incidente. Difficile stabilire se Claudio Cibin sia deceduto sul colpo in seguito al tamponamento o per le ferite riportate dall'auto che lo ha investito quando era a terra. Le ipotesi di reato per entrambi gli automobilisti sono di omicidio stradale con la possibile aggravante per il primo dell'omissione di soccorso. Ora l'indagine è affidata alla magistratura. Siamo nel veneziano, questa mattina una rissa nel reparto di pronto soccorso dell'ospedale dell'Angelo. Alcuni familiari di una donna hanno messo in subbuglio il reparto contrari alla sua dimissione. Facciamo il punto. Per passare dalle offese alle mani è bastata una manciata di secondi. La rissa però non è avvenuta al bar o in strada, ma un'altra volta nelle corsie del pronto soccorso dell'Angelo. Ad essere aggredito in questo caso un vigilante intervenuto per calmare gli animi. L'addetto alla sicurezza è intervenuto per la reazione violenta di un parente, forse il marito di una signora che dopo un malore stava per essere dimessa dall'ospedale. I parenti l'avevano accompagnata al nosocomio. Una volta controllata dai medici, la donna era stata rassicurata dicendogli che poteva tornare a casa, cosa che probabilmente ha infastidito gli accompagnatori, tanto da spingerli alle offese e poi all'aggressione. Per il direttore generale Edgardo Contato, questi esecrabili episodi di violenza vanno fermamente condannati. Tanta solidarietà nei confronti dei nostri operatori che quotidianamente devono confrontarsi con 1000 problemi e questo per noi dovrebbe essere l'ultimo, quello di dover relazionare in maniera violenta con il pubblico diventa una cosa veramente deprimente. Alla fine, per riportare la tranquillità in reparto, è stata chiamata la polizia che, subito intervenuta, ha identificato alcuni componenti della famiglia di etnia rom e denunciato il protagonista della baraonda. Da tempo l'ASL 3, Serenissima, in accordo con la prefettura, sta lavorando ad un protocollo di sicurezza con le forze dell'ordine per cercare di saper contenere e gestire gli episodi di violenza all'interno dell'ospedale. Il problema del conflitto in certe aree, la psichiatria e il pronto soccorso sono, direi, una nota dolente e conosciuta. Bisogna trovare insieme, e qui il Covid ci ha aiutato, proprio lo spirito di affrontare assieme a vari livelli istituzionali, ma i problemi cercare di dargli una risposta comune. Questo ci ha spinto appunto assieme alle forze dell'ordine a ragionare e trovare delle modalità di interazione che siano consone proprio a affrontare il problema e se possibile anche a ridurlo. Nel Veronese è stato ritrovato il corpo senza vita di un anziano di 85 anni, era scomparso da una settimana, era uscito a cercare funghi nella zona di Zive Longo. Gli uomini del soccorso alpino di Verona hanno ritrovato il suo corpo all'interno di una profonda cavità nel terreno dove evidentemente l'uomo deve essere caduto. Si è mosso il soccorso alpino di Verona insieme ai vigili del fuoco. La salma, dopo la constatazione del decesso, è stata recuperata, trasportata sulla strada per essere affidata al carro funebre. Siamo al maltempo a Longare, la conta dei danni nel Basso Vicentino e poi la croce del campanile che è caduta sopra la macchina del parroco. Ondata di maltempo che nella notte tra sabato e domenica è tornata a flagellare il territorio. Niente grandine e danni non paragonabili ai fortunali delle scorse settimane, ma le piogge e il vento forte hanno provocato frane, strade allagate e caduta di alberi. Particolarmente colpito il Basso Vicentino, in particolare il comune di Longare, in cui si procede anche oggi alla messa in sicurezza delle aree colpite. Qui siamo in via Veneto, chiusa per uno smottamento, così come la strada di Santa Tecla per una frana. Nel nostro territorio in questo momento stiamo registrando ovviamente di ora in ora una serie di danni e di criticità.
Una prima stima, per quanto approssimativa questa possa essere, non va a meno dei 500.000 euro di danni, quindi una situazione davvero pesante per quanto riguarda smottamenti, interruzione di viabilità, caduta alberi e numerosi cartelli stradali divelti, quindi una situazione di grossa problematica. Abbiamo dovuto firmare delle ordinanze di somma urgenza proprio per interrompere la viabilità. Le strade purtroppo non sono percorribili, sono in uno stato di grosso pericolo. Danni anche all'area verde di via Meucci, oltre al simbolo della città, il campanile. La croce è caduta abbattendosi sull'auto del parroco. In questo momento siamo già all'opera con numerose squadre di intervento proprio per ripristinare e limitare i disagi alla cittadinanza nel breve tempo possibile. Ma non solo, a Longare i vigili del fuoco sono intervenuti per il temporale, una cinquantina gli interventi tra Arcugnano, Castignero, Nanto, Zovencedo, Lonigo, Villaga, Sovizzo, Altavilla e Brendola, per il taglio di piante e la messa in sicurezza e la rimozione di elementi pericolanti. Abbiamo avuto mezz'ora di temporale forte con forti raffiche di vento che hanno causato alcuni cedimenti di alcuni alberi che sono caduti su alcuni tralicci. Il pronto intervento di vigili del fuoco da una parte e della nostra protezione civile dall'altra, nella località San Vito, ha permesso di ripristinare quanto prima la situazione e di mettere in sicurezza la strada che era occupata da questi alberi. L'invito che faccio alla popolazione e soprattutto chi ha boschi in prossimità nelle zone collinari, in prossimità delle viabilità comunali, di mantenere le piante in modo da evitare questi fenomeni. Siamo nel Padovano, dove questa mattina ha fatto visita il ministro Casellati al carabiniere ferito dallo stalker, doppia visita anche con il carabiniere che il ferito alla fine ha salvato. Sentite le parole del ministro. Le prime parole quando l'abbiamo visto, ho detto io non mollo, quindi sono ragazzi giovani, 31 e 38 anni, che si sono messi a disposizione di una città, che si sono messi a disposizione a rischio della loro vita. Dobbiamo dire a loro sempre grazie. Il ministro per le riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati ha visitato in ospedale a Padova il vicebrigadiere Marco Scuderi, investito lo scorso 14 luglio in vicolo Castelfidardo da un uomo di 55 anni che si era presentato a casa dell'ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento. Una stretta di mano, un breve momento per esprimere affetto e vicinanza anche al carabiniere che ha sparato e ucciso lo stalker che si stava lanciando con un coltello contro il militare ferito. Io li considero entrambi degli eroi, gli angeli custodi di questa città, ma gli angeli custodi di una popolazione che ha bisogno di loro. Sono un esempio di come la prevenzione sia fondamentale. Sono riusciti ad evitare un altro femminicidio, ha detto il ministro Casellati, è riuscita dal reparto di chirurgia vascolare, dove il militare ferito sta affrontando il lungo recupero post-operatorio dopo i 3 interventi alle gambe. Alla visita ha preso parte anche il prefetto di Padova. Vi posso garantire che è stato fatto un intervento da manuale che ha portato al salvamento della vita di chi in questo momento ancora non ha finito i trattamenti, e devo dire che quindi oltre alla vicinanza psicologica e alla solidarietà umana c'è anche un rispetto e una dimostrazione di come l'Arma dei Carabinieri forma il proprio personale in maniera adeguata per rispondere a qualunque tipo di minaccia. Presenti in ospedale anche Vittorio Stabile, il carabiniere che ha sparato per salvare la vita al collega, ha stretto la mano al compagno di pattuglia scambiandosi sguardi di riconoscenza, come ha raccontato il comandante interregionale dei Carabinieri. I ragazzi sono stati bravi, gli dobbiamo essere vicini, anche perché anche colui che ha fatto fuoco e che poi inevitabilmente, anche se era inevitabile, ha ucciso una persona, ha bisogno dell'affetto e della vicinanza, perché siamo persone per bene, con gente di cuore, quindi non è comunque semplice superare un episodio del genere. Ci fermiamo, pochi secondi di pubblicità, tra poco. Ripartiamo dai fondi del PNRR. Buonasera, ben ritrovati. Fondi stralciati, comuni che di fatto stanno andando nel caos. Da Venezia è intervenuto il presidente Luca Zaia, fiducioso che il governo ponga rimedio alla cancellazione di quasi 14 miliardi di euro. Siamo tutti preoccupati, anche perché è arrivata questa scelta
diciamo repentinamente. Allora, guardiamo la bottiglia mezza vuota, mancano 16 miliardi di euro, il taglio è stato fatto, e la bottiglia mezza piena è che il governo ha rassicurato per voce del Presidente del Consiglio che verranno sottoscritti e confermati gli impegni utilizzando i fondi di sviluppo e coesione, quindi fuori dal PNRR. Dall'altro c'è anche da dire che questa riprogrammazione comunque è utile per avere, diciamo, un obiettivo che sia molto più definito. Oggi abbiamo il grande tema dell'energia, il tema della sostenibilità, il repower. Ad esempio il Veneto ha presentato un progetto per 1,6 miliardi per l'idrogeno green. Noi abbiamo presentato, diciamo, per questa nuova visione 27 progetti per un totale di 10 miliardi di euro, proprio perché vogliamo andare nella direzione di ridisegnare il nostro PNRR. Ovviamente i sindaci e le amministrazioni, soprattutto quelle che hanno impegni concreti e sottoscritti, contratti, incarichi o meglio ancora gare, devono avere ristoro degli impegni che si sono presi. Un'altra cosa che è sotto gli occhi di tutti, l'aumento del prezzo alla pompa dei carburanti. Parla il presidente della FIAB Veneto. E poi attenzione, perché da domani i gestori saranno obbligati ad esporre il cartello con il prezzo medio alla pompa per il Veneto. Sicuramente è un problema che ci portiamo dietro dagli anni. Il periodo estivo e il periodo di Natale sono dove aumentano di più i prezzi. Nelle prossime settimane, anzi i prossimi giorni, ci sarà ancora un aumento del Platz, quindi avremo un aumento di 12-13 millesimi sul prezzo finale, quindi sicuramente per i vacanzieri un costo oneroso per le vacanze che vogliono fare. Benzina a 1,92 €, diesel a 1,73 €. Sono lievitati negli ultimi giorni i prezzi dei carburanti, con la rete autostradale che ha registrato anche i 2,50 € al litro. Colpa del periodo, spiega Flavio Convento, presidente di FIAB Veneto. Le vacanze fanno aumentare la richiesta di carburante e quindi sale il prezzo alla pompa, con i gestori a restare l'anello debole della catena. Sicuramente è aumentato il prezzo del petrolio, sono prezzi non contenuti ma sicuramente che vanno come va il mercato. Rincari che non dovrebbero fermarsi. Nei prossimi giorni per il gasolio si dovrebbe avere un aumento di 0,031 centesimi, per la benzina di 0,013. Dal 1 agosto il governo ha imposto a tutti gli impianti l'esposizione del prezzo medio regionale del carburante. Cartelli su cartelli, la risposta dei gestori. È un obbligo di legge, come tutti gli obblighi di legge noi li faremo rispettare e li rispetteremo. La vediamo in maniera molto negativa, come abbiamo già detto più volte, sicuramente questo creerà solo molta confusione, anche perché i prezzi esposti del prezzo medio regionale sono prezzi che non troveremo su nessun impianto e avremo un impianto con un'ulteriore cartellonistica che creerà confusione all'utente e al consumatore. Al cittadino consumatore l'invito a stare bene attenti quando si entra nell'impianto e a individuare il cartello con l'esposizione dei prezzi. Sono tante cose che non sono molto chiare ma che ci auspichiamo che vengano chiarite nelle prossime settimane. Domani ci sarà un tavolo con il Ministero anche per una riforma del settore che penso che sia una cosa fondamentale per un settore in grossa difficoltà. È sparito un cucciolo di scimmia dal parco faunistico di Cartigliano. È stato lanciato un appello per aiutare le forze dell'ordine. È letteralmente sparito e per i responsabili del parco faunistico Cappeller di Cartigliano si tratta di un furto. Parliamo di un cucciolo di macaco nato pochi giorni fa e che quindi dipende ancora dalla madre. Ha bisogno del latte della mamma e l'appello via social fatto dai responsabili del parco bassanese. Il cucciolo è sparito nella notte dall'area protetta in cui viveva con la madre. La ricostruzione della dinamica è affidata alle forze dell'ordine. Chi ha sentito o visto qualcosa contatti la struttura, chiedono dal parco. Ancora una volta l'UNESCO raccomanda di inserire Venezia nella lista dei patrimoni dell'umanità che sono a rischio, in pericolo. Secondo il World Heritage Center, il continuo sviluppo urbanistico e gli impatti dei cambiamenti climatici e del turismo di massa rischiano di provocare cambiamenti irreversibili al suo eccezionale valore universale. Questa raccomandazione, per essere attuata, dovrà essere votata a settembre dagli Stati membri dell'organismo ONU. È dal 2014 che l'UNESCO rileva quelli che sono notoriamente conosciuti come i problemi di Venezia, chiedendo perlomeno l'impegno alla loro soluzione. E a Venezia noi restiamo perché oggi in visita al ghetto è arrivato il ministro della Cultura San Giuliano con la promessa di finanziare i 2,5 milioni di euro che mancano per il restauro del museo ebraico.
Visita istituzionale al ghetto di Venezia per il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano per visionare lo stato del cantiere del museo ebraico ed alcune sinagoghe, tra cui quella tedesca ed italiana, quest'ultima appena restaurata. Incontro caldeggiato dal presidente di regione Luca Zaia e fortemente voluto dal presidente della comunità ebraica veneziana. Il motivo? Chiedere al governo i 2,5 milioni di euro mancanti per ultimare i restauri, costati complessivamente intorno ai 12 milioni, di cui 8 a carico di donatori privati e un 6 ricevuti nel 2021 con l'allora ministro della cultura Franceschini, in questo che viene riconosciuto come il più antico ghetto al mondo. Ci piacerebbe che Regione e Ministero della Cultura prendessero parte a questo restauro. Ovviamente mi riferisco a questioni chiaramente economiche, penserete, ma si tratta anche di assumere il valore culturale, morale che ha questo ghetto, la storia che ha rappresentato questo ghetto. Venezia chiama e chiede aiuto e Sangiuliano risponde. Assolutamente sì, adesso troveremo la linea dove allocare la richiesta di queste risorse, lo faremo. Fra l'altro, lo raccontavo al Presidente, tempo fa lessi una biografia di Benjamin Disraeli, il grande primo ministro britannico, che fu fra i collaboratori, diciamo, della monarchia e fu colui il quale lavorò alla costruzione del grande impero britannico. Poi il professore è certamente più edotto di me in materia, e mi ha colpito che Disraeli veniva da questa comunità e quindi è una grande storia. Questa grande storia adesso va onorata con interventi fattivi. Soddisfazione anche da parte di Zaia, fautore dell'incontro. Che ha anche sortito gli esiti voluti, nel senso che c'è un impegno da parte del Ministro e non avevo dubbi del fatto di sostenere, diciamo, questo sprint finale per avere il restauro dell'intero complesso di quello che sarà il circuito museale del ghetto. E nel pomeriggio tour del ministro Mestre, dove ha visitato tra gli altri il museo M9 con la mostra su Emilio Vedova. È tutto per questa edizione di TG Veneto, grazie per essere stati in nostra compagnia, siamo alle previsioni del tempo. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al Meteo. Il mese di agosto si apre con l'influsso di una circolazione instabile. Previsione dunque che evidenzia ancora una certa incertezza meteorologica. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto martedì prevalenza di sole. Entro sera però potrebbero scoppiare i consueti temporali su Alpi, Prealpi e alte pianure, con rischio di fenomeni intensi e anche di grandinate. Vediamo le temperature che saranno in calo, minime tra 17 e 20 gradi, massime comprese tra 27 e 32 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà piuttosto soleggiato ovunque, con addensamenti nel corso del pomeriggio sui monti associati a locali rovesci. Temperature minime tra 17 e 22 gradi, massime sui 28-30 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il sole sarà presente solo a tratti e la probabilità di temporali sarà invece più consistente. Temperature minime intorno ai 17 gradi, massime sui 29-30 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.